Athletic Club Palermo, playoff mancati ma con record di punti stagionali, quinto posto blindato. Dall'altra parte Bonifato si giocherà tutto all'ultimo, 60 minuti per decidere il suo destino. Amici di Sportisti, amici del calcio a 5, io sono Ludovico Campuso e questa è l'ultima giornata del campionato Serie C1 Girone A tra Athletic Club Palermo e Bonifato Arcamo Futsal. Messa al fondo Bagliamonte, lungo con le mani. Ottimo il colpo di tacco, passaggio per Lamia, interessante. Lamia trova il gol ed è 1-0. 1-0 Bonifato, Romeo veramente incolpevole qui. Comunque 0-1 di Cara, palla lunga, De Lisi stoppa bene, Alberto De Lisi può puntare. Se la sposta sul destro, ottimo De Lisi qui, ancora passare l'avversario, deve allargare lo bianco e trova il gol dell'1-1. Una grande giocata da Alberto De Lisi. È grande, precisione e cinismo, quella di Giuseppe Lo Bianco. Tuzzolino, manovra paziente ancora dell'Athletic. Giuliano, doppio passa ancora, lo spazio per il tiro, invece la passa Lo Bianco. Passaggio di ritorno, Giuliano! Ed è 2-1. Una grandissima azione, un grande gol di Giuliano ed è 2-1. Ancora calcio d'angolo, Lo Bianco. De Lisi fa il blocco, Tuzzolino, lo spazio per il sinistro, calcia Tuzzolino! E lo trova il gol! 3-1, Giovan Battista Tuzzolino, il numero 6. Pam, pam, 3-1 Athletic. Vallecchia, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro, c'era forse un sospetto fallo, Vallecchia prova in avanti. Ancora Vallecchia, palla dentro, Gandolfo! E trova il gol, il suo primo gol stagionale. Vincenzo Gandolfo. Athletic Club 4, Bonifato 1. E va il Bonifato in contropiede. Lotta Vallecchia, recupera il pallone, contropiede, 2 contro 1 adesso. Vallecchia, restivo, all'indietro, Tuzzolino! Altro gol per la corsa. Si ferma, la gira, restivo. Qui buona gestione di Mosca. Ancora Tuzzolino. Tuzzolino lo spazio lo crea per il tiro. Tabita dentro! Che giocata! Che gol sotto le gambe di Tabita. Ed è 6-1. 6-1. Di Cara ancora. Deve cercare i compagni. All'indietro De Lisi. De Lisi contro Imperato. Lo Bianco. E finisce così con il risultato perentorio di 6-1 Athletic Club Palermo che conclude la sua stagione